Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di sabato 10 luglio. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. In prima pagina il titolo principale: Veneto, il pericolo variante Delta fa alzare l'allerta per i contagi. L'Istituto di Sanità porta il livello di rischio regionale da basso a moderato. Numeri di nuovo in crescita nel Bellunese, si allarga il focolaio feltrino. Questo il titolo principale, titolo che viene poi approfondito all'interno del giornale nelle prime pagine. Vediamone alcuni titoli. La Delta adesso fa paura, completare i richiami. In 6 regioni e nelle province di Trento e Bolzano innalzato il livello di pericolosità. I contagi raddoppiano in Veneto e aumenta l'incidenza, sale il rischio. L'Istituto Superiore di Sanità alza l'allerta, sono 98 i positivi ogni 100.000 abitanti. La maggior parte sono asintomatici, tracciamento 21.000 tamponi al giorno. E c'è anche uno schema sul giornale che riporta i casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti. In testa c'è la Sardegna con 145, poi Calabria 130, Basilicata 119, Campania 117, Veneto 98, seguito dalla Lombardia con 87. Levare la copertura sanitaria a tutti i Novax che si infettano. Questa è la proposta di Crisanti per convincere chi sceglie di non vaccinarsi. Siamo a un passo da nuova variante resistente ai vaccini. Questa la sua sottolineatura, si può dire anche il suo allarme. E vista la situazione del Veneto, vediamo quella della provincia di Belluno. Si allarga il focolaio feltrino della variante Delta. Altri 2 positivi nell'ambito della Pedavena Cup. 6 contagi trovati in 24 ore. Scaggiante, ne usciamo solo vaccinandoci. Numeri in rialzo in provincia, 74 casi attuali, cioè il numero dei positivi presenti in provincia di Belluno. Gli imprenditori in campo per spingere sulla profilassi, sostegno alle iniziative ULSS. Parte la campagna di sensibilizzazione per i lavoratori bellunesi. Solo immunizzandoci affronteremo l'autunno senza problemi. Vaccino è libertà. Questo il titolo della campagna. Prime dosi in farmacia, attive 9 realtà, 4 pronte al via, sempre per quanto riguarda le vaccinazioni. Andiamo ora alla parte del Corriere delle Alpi che parla della provincia di Belluno. Eccoci, la prima pagina in questo caso è dedicata alla questione ACC. Zaia assicura l'impegno per salvare l'azienda di Mel. Incontro Giorgetti, soluzione vicina. Trattative in corso con grandi realtà industriali per la cessione dell'azienda. Il governatore, i lavoratori saranno premiati. Delusione e rassegnazione tra i dipendenti dello stabilimento, le RSU Busetti e Bottegal. Ora diteci qual è la soluzione alternativa. Il sindaco di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa, all'attacco. Persa una occasione importante. La speranza è che queste prospettive palesate dal governatore Zaia di un incontro col ministro Giorgetti, di una soluzione vicina, effettivamente possano essere veritiere, perché in questi mesi si sono susseguite tante prospettive e anche tante promesse che poi non si sono concretizzate. Alluvione, 9 milioni dallo Stato. Padrin, risorse insufficienti. Il governo ha anche ampliato la platea dei comuni che potranno avere i soldi. A dicembre in provincia danni per 185 milioni. D'Inca, attenzione al territorio. E sempre per quanto riguarda il maltempo, il governatore Zaia ha dichiarato lo stato di crisi per vento
e per gli allagamenti che si sono verificati nei giorni scorsi a causa dei forti temporali che hanno colpito il Veneto e anche varie aree del Bellunese. Il nodo trasporti in prefettura, un piano per la scuola al 100%. Ieri a Palazzo dei Rettori, a Belluno, tavolo di coordinamento con tutti i soggetti interessati. Dolomitibus fa i conti con la capienza ridotta, con le regole attuali ce la facciamo ad assicurare un trasporto sicuro per gli studenti. Ubriaco contromano in A27, stangato dopo 30 km. L'automobilista che lavora come stagionale in provincia saluta la patente. Denunciato per guida in stato di ebbrezza, ci saranno anche fermo e multa. Convivenza con il lupo, un incontro a Villa Pat di Sedico è stato programmato per giovedì 15 luglio. Il consorzio BIM dona 5.400 euro al nido ospedaliero presso il San Martino di Belluno. Siamo sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi. Le insidie del Covid e partner in difficoltà. La mostra su Tiziano a Belluno ha un terreno minato. Gli impegni degli altri enti tardano ad arrivare. Il comune valuta la situazione. L'assessore Perale si cammina su un filo da acrobata. Commissione in ritardo sui progetti per 2 sale tempi lunghi al Bembo, dove è previsto l'insediamento del nuovo museo archeologico. Belluno, Alto Adige e Tirolo, per il soccorso alpino un patto transfrontaliero, accordo per la sicurezza in montagna. L'accordo facilita operazioni congiunte, anche se il necessario accordo bilaterale tra Austria e Italia è in attesa nell'Euregio. Maxi schermo Lambioi, i 200 posti subito bruciati. Si tratta del maxi schermo previsto per assistere alla partita finale del campionato europeo di calcio in programma domani sera tra Inghilterra e Italia. Ma eccoci sulla pagina di Feltre. Case e negozi al buio fino a mezzogiorno e fango a Villabruna, la conseguenza del maltempo di giovedì sera. I pompieri di Feltre e Belluno hanno eseguito 26 interventi, soprattutto per le piante cadute tra Cesio Maggiore e San Gregorio. Registrati danni agli impianti elettrici e agli elettrodomestici di parecchi privati. Da Pedavena alle Tezze con il tratto di pista ciclabile che costeggia il Colmeda. E c'è anche un'immagine di dove sarà ricavato il nuovo tratto di ciclabile lungo il torrente. Oggi apre la prevendita dei 1.000 biglietti per il Palio di Feltre. L'acquisto online. La grande musica tra i rifugi e le malghe con 4 concerti. Giornate speciali, tutte nel Feltrino, da vivere all'alba. Si inizia sul Monte Avena con Cilloni e Carletti dei Nomadi. Il grazie delle istituzioni, il caposquadra del soccorso alpino Marcello Broccon di Feltre lascia dopo 6 anni. Questa mattina a Feltre i funerali di Massimo Piazza, ex bancario e sportivo. Tre anni per far rinascere Malga Fontana Secca. L'operazione prevede l'allestimento di un centro di formazione e didattica. A piano terra troveranno posto il punto di informazione e la vendita dei formaggi. Un defibrillatore a Casera Ere. Il rifugio è cardioprotetto. Domani la consegna del prezioso dispositivo al gestore Matteo Panis da parte di All for Life. E mentre Malga Fontana Secca è in comune di Querovas, Casera Ere è in comune di San Gregorio nelle Alpi, sulle pendici del Monte Pizzocco. Ma andiamo a Longarone. Auto usate in mostra su suolo pubblico. L'azienda dovrà pagare. Verso una soluzione l'annosa diatriba con il comune.
proposti un forfait per i 10 anni passati e un fisso mensile. Il sindaco Padrin, ansioso di chiudere una storia infinita che ora deve finire, si dovrà capire se le cifre proposte saranno accettate dal titolare del salone. Val di Zoldo, il sindaco annuncia politiche mirate per chi è anziano. E ancora da Longarone Ospitale, Grest parrocchiale, ben 70 partecipanti divisi in 2 turni, e anche c'è un'immagine dei numerosi giovani che hanno aderito alla iniziativa. Sospirolo, biglietto da visita indecente, l'opposizione attacca sul decoro. Il capogruppo Bristot denuncia la situazione all'ingresso del lago del Mis. È l'anno zero per quanto riguarda il turismo, così non si va da nessuna parte. L'orgoglio lentiaiese nelle serate musicali in giro per le frazioni. Organizza la Proloco, patrocina il comune e ritorna anche la Cena del Carmine. Sant'Antonio di Tortal, affidato il collaudo statico, lavori al cimitero all'epilogo. Ed eccoci a Livinallongo, San Giovanni, canonica trasformata in eremo per riflettere e pregare. Da anni ad occuparla sono le discepole del Vangelo, sempre più radicate nel tessuto sociale e amate da tutti. Tornano i pellegrini e il museo dedicato a Albino Luciani, prepara gli eventi dell'estate pre-beatificazione. A Canale d'Agordo si comincia oggi con una riflessione sul ruolo dei nonni. Lo spunto un interessante libro, opera di Mattia Mascher. Sedico Servizi, Buzzatti dell'opposizione comunale tuona, non ci avete investito un euro. Il capogruppo di opposizione appunto ne ha per tutta la maggioranza. L'avanzo di amministrazione è gigantesco e inutilizzato, un segnale di incompetenza. Cortina, la variante di San Vito di Cadore, il comune alza il tiro, il progetto fatto dall'ANAS è migliorabile. Il Consiglio deve approvare l'intervento, gli espropri partiranno solo dopo. Il sindaco, discutiamone prima di arrivare in aula. Ricorsi riuniti e rinviati al 27 ottobre. La difesa della società, valutato ogni aspetto. Anche i 2 chef ampezzani, i fornelli di Casa Italia. Graziano Prest e Fabio Pompanin chiamati dal CONI per la ristorazione. A Tokyo vivremo in una bolla, saranno giorni solo di duro lavoro. Un modo certamente particolare di partecipare alle Olimpiadi. Pronti altri 35 milioni per gli impianti olimpici. Un emendamento di fonte Lega al Sostegni bis arricchisce il piatto, milioni anche per i comprensori sciistici minori. Regioni e province coinvolte nella gestione, Cortina potrà contare su circa 12 milioni. Il mio vicino coltiva marijuana in casa, gelo dal giudice di pace. La corrispondenza giunge da Valle di Cadore. Arte, musica e laboratori, Auronza aperta riempie in luglio alla Val d'Ansiei. Ma dal Corriere delle Alpi passiamo alle pagine del Gazzettino, che apre l'edizione odierna parlando del pericolo Delta. Arriva la stretta. Variante in vista, giro di vite per chi proviene da Spagna e Portogallo, tampone e quarantena, contagi stabili in Veneto, ma i positivi sono tutti giovani, Treviso, test al concerto, 0 casi. E ancora l'argomento viene approfondito nelle prime pagine del giornale, allarme focolai tra i giovani, Veneto ora a rischio moderato. Sono aumentati l'indice di contagio e l'incidenza, l'età media delle persone positive scesa a 31 anni. Nel Gargano 33 studenti infettati in vacanza, Treviso test prima del concerto, tutti negativi. Anche il Gazzettino, come abbiamo già visto sul Corriere delle Alpi, dedica spazio a questa notizia, direi con toni un po' meno preoccupati.
ma viene comunque messa in evidenza il cambiamento di situazione, la diffusione in aumento dei contagi che riguardano anche il Veneto. Ma eccoci alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Il tema d'apertura è sempre quello: appello ai lavoratori, vaccinatevi. Le associazioni delle categorie economiche si mobilitano. L'unico modo per superare il virus è l'immunizzazione. Intanto oggi nuove sedute collettive a Lamon e Ponte nelle Alpi, dove ci si può presentare anche senza essersi prenotati. Sulle pagine 2 e 3 del Gazzettino di Belluno c'è un approfondimento. Imprenditori in coro, vaccini unico modo per fermare il virus. Appello delle associazioni datoriali, è il momento della responsabilità. Le nostre eccellenze vanno preservate per poter agganciare le opportunità. Scuola in presenza, obiettivo condiviso. Il prefetto Savastano convoca tutti per valutare le insidie di settembre. Garanzie da Dolomitibus sul fronte dei trasporti, con le attuali regole. Prime dosi somministrate in farmacia, un presidio capillare del territorio. L'immunizzazione viene offerta gratuitamente per le persone che non hanno patologie. Si tratta quindi di nuove occasioni per potersi vaccinare. Sport e solidarietà, si torna a sorridere dietro la maschera. I campioni di Mask to Ride hanno regalato spensieratezza con lo spettacolo di moto e acrobazia in Piazza dei Martiri a Belluno. L'edizione 2022 non facciamo più programmi a lungo termine, ma la manifestazione potrebbe evolvere. Questo sottolineano gli organizzatori. Galilei Tiziano, super alunni, il 22%, centino alla maturità. Si tratta dei licei classico e scientifico di Belluno. Miele, produzione scarsa nel 2021, apicoltori in lotta contro la varroa. Ieri l'incontro di Api Dolomiti, il vicepresidente, annata difficile, speriamo, nel Tiglio, Millefiori e Castagno. Altri 8,9 milioni di euro per i danni dal maltempo di dicembre. Il ministro D'Incà annuncia nuovi fondi varati dal governo per il bellunese e per la regione. Risse, agenti disarmati, troppo pericoloso. Il sindacato preoccupato per la sicurezza della polizia locale, impegnata con servizi straordinari e senza strumenti di difesa. La protesta dopo il dispositivo varato per pattuglioni antidisordini. La CGIL non si improvvisa, servono strumenti adatti e formazione. Polemica provincia-regione, segnali di pace, botta e risposta sul caso assunzioni del personale per la difesa del suolo, mano tesa da Bottacin, giubilo di Bogana. Ed eccoci sulla pagina di Feltre e i miei anni tra le vette, vicino a chi ha bisogno. Cambio della guardia alla stazione del soccorso alpino del Feltrino, avvicendamento tra Marcello Broccon, da 6 anni capostazione, e Franco Casanova. Con l'aiuto dell'elicottero e poi del GPS i nostri interventi sono diventati più efficienti, una delle sottolineature. Per il saluto al capo organizzata una festa alla quale hanno preso parte i sindaci di Feltre Perenzin e di Cesio Zanella. Classifica comuni di cicloni, Feltre arriva tra le migliori. L'assessore Zatta, buoni risultati dovuti al nostro impegno e a quello dei cittadini. Riecco a Feltre i venerdì di sera, musica e spettacoli per animare il centro. Stasera al Palaghiaccio il cabaret del comico romagnolo Giacobazzi. Fontana Secca, luogo del cuore, l'alpeggio rinasce grazie al Fondo Ambiente Italiano. Presentato ieri a 1500 metri di quota il progetto da 700.000 euro per il recupero dello stallone della Malga in comune di Querovas. Fagiolo, anno nero, molti rinunciano alla coltivazione. La primavera fredda ha rovinato la semina, a pesare anche il virus. Martedì l'addio alla sindacalista Gabriella Cont, originaria di Cesia Maggiore.
La donna è morta dopo un'uscita di strada lungo la Feltrina in territorio di Paese, mentre tornava da una riunione sindacale. Provincia nella morsa del maltempo. Un'altra notte di lavoro per i vigili del fuoco, tecnici di comune e Veneto Strade. Vento e temporali hanno spazzato il territorio giovedì sera. Allagamenti, alberi divelti o abbattuti sulle linee elettriche, blackout a Soranzen, forestale per il rifugio Venezia cancellata. Provinciale per il passo Tre Croci invasa da detriti e acqua. Operai in azione per la pulizia, in mattinata la riapertura. Sedico, manutenzione del verde, il comune recluta volontari. ACC, priorità tutelare i lavoratori. Il viceministro Todde garantisce l'impegno di Invitalia. Cerchiamo investitori italiani ed esteri per garantire il futuro. L'obiettivo è la prosecuzione dell'attività produttiva e la salvaguardia dei posti di lavoro del territorio. Falcade, il torrente Gavon fa paura, serve una pulizia a monte. Giovani al lavoro nel parco a Cortina, ultime ore per candidarsi. 2 posti disponibili per un massimo di 600 euro di compenso. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.